Ben ritrovati, nuovo appuntamento con questo spazio dedicato ai cittadini, diritti negati. Vedremo oggi, in questa settimana, insomma, se ci sono delle notizie positive per i cittadini e le imprese che stanno davvero soffrendo a causa di questa pandemia, per l'emergenza economica che si è venuta a determinare. Allora vedremo tra poco quali sono le novità insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato. Bentrovati, Avvocato. bentrovati. Quindi una settimana in cui qualcosa è maturato. Abbiamo un nuovo DPCM, quindi a Natale dovremo stare a casa. Dobbiamo stare a casa e praticamente i telespettatori non si devono preoccupare, perché la sera del 24 dicembre ci sarà un nuovo DPCM che praticamente avrà il profumo, però ci sarà la musica della strenna natalizia e ci accompagnerà, ecco, durante il cenone, per cui dobbiamo stare tutti tranquilli e quindi saremo tutti quanti insieme, ecco, perché non possiamo farlo fisicamente, però diciamo, uniti per superare questo brutto periodo. E speriamo davvero di lasciarcelo presto alle spalle. Speriamo davvero. Intanto saluto anche a Mariella Ippolito, che vedo già pronta in collegamento Skype. Ben ritrovata. Sì, buonasera. Salve, ricordiamo Confederazione Autonoma Europea Lavoratori. Chiedevo prima di iniziare proprio a Mariella Ippolito se in questa settimana c'è qualche notizia positiva. Intanto abbiamo questo decreto ristori quater. Che, insomma... Sì, esattamente. Con l'introduzione del ristori quater si è un po' allargata la platea di chi naturalmente percepirà i nuovi indennizi. È stata allargata agli agenti di commercio, rappresentanti e procacciatori d'affari, anche se ci sono alcune categorie che sono rimaste escluse, tipo i rappresentanti dei prodotti di bellezza, centri estetici, sono comunque, nonostante siano agenti di commercio, sono rimasti esclusi. E in più anche i rappresentanti di pneumatici e articoli riguardanti autoveicoli, motoveicoli, anche quelli naturalmente sono due categorie di agenti che sono comunque rimasti fuori diciamo, da questo allargamento che c'è stato. Purtroppo insomma, non è stato dato a tutti gli agenti in generale, ma ci sono alcuni che comunque sono rimasti esclusi. Quindi vedremo tra poco nel dettaglio, insomma, cosa prevede questo decreto ristori quater. Ci sono ulteriori 8 miliardi proprio contro il Covid-19, ma intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Sono da Cosenza, buonasera. Benvenuto, prego. Potrei parlare con l'avvocato, sì? La sta ascoltando, è pronto, vero, grazie. avvocato? Sì, grazie, gentilissima. Allora, io mi trovo con mia moglie in una casa di riposo. Sì. Con mia moglie è in depressione, per non lasciarla sola ci sono pure io. Ma siete ricoverato oppure per compagnia? No, non siamo, no, dato che non ho nessuno per essere aiutato, sono in questa casa di riposo, io e mia moglie. Allora, mia moglie per il momento l'ho trasferita a Borgo dei Mastri per farla migliorare, per le cure che gli danno, perché la depressione purtroppo è quella che è. Mi arriva una carta dell'ASP dove mi dice che devo portare il cedolino di mia moglie per adeguare alla retta che io pago. Se mia moglie giustamente ha avuto, cioè, questo aumento di pensione, di validità civile, perché mia moglie è al 100% di validità, quindi la compagna se lo prende la casa Borgo dei Mastri, quindi perché mi mandano questa lettera e cosa gli devo dare la differenza della pensione che mi hanno mandato, dell'invalidità? Io penso che l'invalidità è loro, questo aumento che hanno dato a mia moglie è inutile che glielo danno, se glielo devo dare di nuovo a loro è una cosa inutile. Allora, Avvocato. Allora, vi dico in generale, intanto
solidarietà per questa situazione che state vivendo. Sì, vabbè. Per quanto riguarda gli enti, in questo caso l'INPS o l'ASP, quindi gli enti pubblici che sono deputati a fare gli accertamenti sanitari e ad erogare le prestazioni, vige il principio di legge, per fortuna, che se loro possono, e lo possono fare, accedere alle banche dati, quindi non c'è bisogno che il cittadino vada a produrre un cedolino di pensione, perché sono tutti dei documenti che hanno già in possesso e le pubbliche amministrazioni hanno libero accesso alle banche dati dei cittadini, in questo caso anagrafe tributaria e soprattutto INPS, quindi Istituto Previdenziale. Premesso ciò, per quanto riguarda il pagamento delle case di cura, è vero quello che voi dite, che praticamente si prendono l'accompagnamento, però naturalmente ci sono dei parametri economici, quindi questo non vuol dire che la signora deve andare a contribuire ulteriormente oltre l'indennità di accompagnamento, però vi richiedono i dati, fra virgolette, reddituali per vedere se devono adeguare o deve essere integrata, diciamo, la cosiddetta retta che spetta alla casa di cura. Molto probabilmente non è il vostro caso, ovviamente, perché anche con l'integrazione che prende vostra moglie perché è invalida al 100%, non arrivate nemmeno alla quota minima per integrare il pagamento. Per cui sono delle lettere che mandano, diciamo, in modo non indiscriminato a tutti quanti quelli che si trovano nella condizione di fruire, diciamo, di case di cura e quant'altro di similare. Però che deve produrre, insomma. Però che cosa succede? Premesso quello che io ho detto, scusa, però l'ospite viene lei che mi manda a chiamare per sapere, non è che mi dispiace a me, mia moglie, non è un giorno che sono anni che sono in queste perciò vi stavo dicendo appunto cosa gli vado a dire io, che loro lo sanno. Perfetto, quello che vi dicevo io, la situazione reddituale o di quello che percepisce vostra moglie l'hanno perfettamente e anche proprio in tempo reale. Vi hanno fatto questa richiesta con tutta calma, naturalmente voi no, perché se siete in regime di ricovero presso la casa di cura, poi quando speriamo vi ristabilirete, tramite un CAF o un patronato mandano online questo cedolino, per cui diciamo questo è un adempimento che comunque bisogna fare, sebbene diciamo questi dati loro ne sono già in possesso. Certo, insomma, per aggravare ulteriormente di Cartagio, eccetera, eccetera. Sono le distonie del nostro sistema. Purtroppo però bisogna, quando arriva questa... Quando arriva, ecco, per evitare che poi, è vero, di andare a impugnare, contestare, eccetera, eccetera, è stata fatta una richiesta, appena potete, tenete presente che voi siete in casa, cioè in casa di riposo, allora, quando potete... Sì, andare giustamente a giustificarmi queste cose, però gli voglio dire pure questo. Siccome giustamente l'ASP ha questo ragionamento che mi ha fatto, io vado senza dubbio a regolare queste cose, ma cioè l'ASP ancora non ha capito e non lo sanno. Io in 3 mesi sono 800 euro di medicine che io pago, 800 euro in 3 mesi, tutto a pagamento. Quindi che cosa gli devo dire all'ASP? Per dare pure i soldi delle medicine. No, questa è una vergogna, questa è una vergogna. Sono 800 e sono tutto scontrino. Sono tutti scontrini. No, è una vergogna, però poi guardate che i farmaci, questi farmaci che vi hanno dato, a meno che non siano di una, non so che sono tipo... dei farmaci particolari. Particolari, bisogna vedere, tutto a pagamento. Bisogna vedere tutti a pagamento, quindi significa che non è soltanto un principio attivo che dovete assumere, perché quello naturalmente viene erogato gratuitamente, è fuori, diciamo, bisogna vedere se questi farmaci, sebbene sono a pagamento, sono indispensabili perché altrimenti anche se sono a pagamento vengono rimborsati. Avvocato, sono tutto a pagamento, l'ho chiesto.
l'ho chiesto, sono tutto a pagamento. Io per migliorare mia moglie, per farla migliorare, avvocato, scusa, per farla migliorare mia moglie, a pagamento non mi interessa, purché vedo un miglioramento di mia moglie. Sono a pagamento, pazienza, non ho nulla, faccio dei sacrifici. Sì, dovrebbero essere... Mia moglie giustamente che la vedo un pochettino migliore, e quindi sono giusto con lei. Questo è l'importante, vi ripeto, veramente tanta solidarietà. Non l'ho lasciato, siamo insieme e nessuno me la deve toccare. Cioè, ma lei ha fatto un gesto bellissimo, pur di stare vicino a sua moglie, si è ricoverato, ecco, ed è un gesto veramente di grande amore. Al centro ci siamo distaccati perché mia moglie è proprio rimasta e adesso sono dall'altra parte io per curarla e mi fa piacere, io lo faccio per il suo bene. Certo. Io devo spendere questi soldi per medicine, mi dispiace, perché vedo che mia moglie dovrebbe migliorare. Che l'altro mi manda a dire, portami il cedolino, che non gli date nulla. La compagna è vostra, dove sta dando la compagna? Ma le 250 euro, che lei, che dipende di validità, che cosa ci devo fare? Certo, capiamo benissimo questa situazione, comunque, come diceva l'avvocato, sono anche queste distonie, no, che ci sono, lei paga, poi tra l'altro tutto a pagamento, poi vengono fatte ulteriori richieste. Chiaramente poi con calma, poi presenterà chiaramente Speriamo, anzi migliorino le condizioni e poi conservi comunque gli scontrini perché poi... Ecco, possono andare a rimborso, insomma. Sì. Il mio piacere è che mia moglie migliorasse un pochettino. Questo è l'augurio davvero che facciamo anche noi da qui. E ancora complimenti per questo gesto bellissimo. Ne approfitto, io la ringrazio intanto per aver telefonato. Grazie, gentilissima, grazie di nuovo, buonasera, grazie di nuovo. Grazie a lei e mandiamo davvero un abbraccio a tutte le persone che sono ricoverate in questo periodo difficile nelle case di cura, perché sentono ancora di più, no? La lontananza dagli affetti, c'è la pandemia che impedisce, no, gli abbracci, la vicinanza fisica con i nonni, i genitori anziani che si trovano soli in queste strutture, quindi un abbraccio davvero a loro e agli operatori sanitari che sono soprattutto accanto che devono, a loro. Ecco, sostituirsi anche agli affetti, diciamo, familiari. Certo, ecco. quindi... scongiuriamo il problema della pandemia che sembra che stia allontanando le persone, perché il fatto di non potersi, ecco, toccare, abbracciare, eccetera, eccetera, non vorrei che diventasse un'abitudine malsana in questo senso, perché bisogna sempre far sentire le persone care la vicinanza. Certo, meno male che c'è la tecnologia che ci aiuta in questi casi, perché vedo che molte strutture... E facciamo che tutti sia accessibile la tecnologia. Certo, perché è importantissimo in questo momento. È magari, vitale, sì. Ecco, una persona che si trova in un RSA, in una casa di cura, una persona anziana, magari vedere anche attraverso un video, no? Un telefonino, il figlio, il nipote, davvero regaliamo ai nonni uno smartphone, facciamo questo tipo di regalo alle persone che non possono comunicare, facciamo questo tipo di regalo che è utile in questi periodi. Certo, rinnoviamo davvero i saluti, gli auguri davvero di cuore a tutte le persone che si trovano appunto in questa situazione ancora più difficile, ecco, perché la lontananza uccide, certo. E in questo periodo purtroppo stanno aumentando anche le depressioni dovute proprio legate, no, alla pandemia. C'è un'altra domanda, cambiamo argomento, questa è una trasmissione, insomma si cambia spesso argomento, però parliamo del bonus per i lavoratori stagionali. Io volevo far intervenire Mariella Ippolito, ci è arrivata questa richiesta, cioè il bonus di 1.000 euro per i lavoratori stagionali. È capitato a qualcuno che ha ricevuto 2 volte, no, l'erogazione, magari c'è chi non riceve nulla, insomma in questo caso a quanto pare è arrivato per 2 volte il pagamento di questi 1.000 euro. La preoccupazione qual è a questo punto? È stato un errore? Vorranno, insomma, richiederanno indietro questi soldi? Possiamo fare intervenire Mariella Ippolito? L'abbiamo in collegamento? Allora, naturalmente ogni caso è da valutare diciamo distintamente.
però naturalmente, siccome questo bonus è stato erogato anche in precedenti decreti e non è stato sempre concesso, molte volte i consulenti, gli addetti, gli operatori del CAF, del patronato, hanno fatto ricorso perché naturalmente molte volte non hanno erogato il bonus, per cui potrebbe essere anche un qualcosa di cumulativo con quello che gli spettava nei mesi magari precedentemente, oggetto di ricorso, e quello invece attuale di cui è stata fatta domanda e che si sta naturalmente facendo domanda per il ristori attuale. Quindi è sempre da valutare caso per caso, però credo che sia dovuta a questa naturalmente forma di ricorso che molte volte viene fatto. In molti casi sono stati erogati regolarmente. Ci sono state molte persone che magari hanno ricevuto l'importo una sola volta, tipo magari i lavoratori intermittenti che hanno ricevuto solo la prima tranche, e la seconda tranche, io mi riferisco naturalmente anche al mese di maggio, nonostante gli spettasse, è stata erogata. A seguito di questa mancata erogazione, giustamente un contribuente ha fatto un ricorso che l'INPS gli ha riconosciuto il diritto e gli ha naturalmente messo nel ricorso il fatto che gli sarebbe erogato nei modi previsti poi dall'ente previdenziale. Qui io penso che in molti casi si sono cumulate le due indennità, quella attuale e quella precedente. Però, come dicevo prima, bisogna sempre valutare caso per caso. Come anche questa indennità adesso dei lavoratori stagionali, parliamo lavoratori del settore del turismo, balneare, termale, e non tutti naturalmente hanno questo inquadramento, quindi bisogna valutare in base all'inquadramento contrattuale se effettivamente l'indennizzo è meno. Quindi parliamo di venditori porta a porta, parliamo di lavoratori intermittenti, lavoratori stagionali nel settore sportivo, del turismo, balneare, quindi bisogna valutare poi ogni soggetto singolarmente. Certo, Molti hanno avuto magari un'assunzione per un mese e pensano magari che siano stagionali, ma non è così, ci sono dei requisiti da rispettare. Certo. Okay? Certo, grazie chiaramente come sempre per la risposta. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Eccoci, da dove chiama? Ecco, chiamo da Vibo. Benvenuta intanto, prego. Grazie, grazie a lei. Vuole parlare con l'avvocato? Sì, volevo fare una domanda all'avvocato. Avvocato, richiestissimo. Ditemi signora. Avvocato, buonasera. Buonasera. Grazie per le risposte che mi darà. Ecco, le volevo chiedere, io chiamo da Vibo, no? È arrivata l'acqua da pagare come primo acconto, però ci sono tante di quelle chiamate che non le dico, consumo di fognatura, ma non una volta fognatura, depurazione, fognatura, consumo, depurazione, fognatura, depurazione, fognatura, consumo, depurazione, fognatura e consumo. Sono più queste cose che devo pagare che l'acqua che devo pagare. E saranno più annualità naturalmente. No, io la pago sempre l'acqua. Perfetto, vuole sapere perché c'è questo cumulo di voci? Ecco, e poi perché l'acqua si deve pagare 2 volte? In 2 volte e poi magari la prossima volta si deve ripagare di nuovo tutte queste spese. Per quale motivo? Guardate, questo naturalmente sono convenzioni, invece di pagarla annualmente la pagate praticamente con un acconto e poi con un saldo, per cui è una scelta del gestore, ecco, le modalità di pagamento. Quindi diciamo a monte c'è una convenzione con il comune e poi vi spiego perché. A monte c'è anche il contratto di fornitura idrica che dà al gestore
diciamo, la discrezionalità dell'invio del pagamento del consumo idrico. Perché vi ho detto convenzioni con il comune? Perché spesso e volentieri bisogna distinguere i comuni che hanno un servizio diciamo, hanno un acquedotto proprio, per cui diciamo, hanno una fonte e praticamente hanno una fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile e quindi si fanno anche da sé la depurazione. Moltissimi comuni sia acquisiscono l'acqua e la comprano perché non hanno fonti proprie, la comprano, spesso e volentieri la comprano naturalmente dalla Regione Calabria e dall'ente, diciamo, che conosciamo tutti, quelli che l'ente che gestisce la fornitura idrica nella Regione Calabria. E che cosa succede? Purtroppo anche qui c'è qualche irregolarità, perché la quasi totalità di comuni si consorziano perché non hanno un depuratore e quindi al depuratore a cui fanno tutti quanti capo, che cosa succede? Pagano l'acqua che arriva dalla Regione Calabria, pagano la depurazione che viene effettuato nel depuratore consortile o di proprietà del comune e poi si paga anche la depurazione perché all'interno delle tubature del comune devono comunque essere disinfettate. Quindi tutto questo passaggio, ecco perché trovate tante depurazione, depurazione, depurazione. 5 volte depurazione. Sì, la domanda sempre solita è: moltissimi comuni, che la quasi totalità, che l'adduzione dell'acqua è di origine regionale, ci viene da dire: ma la regione fa acquistare ai comuni acqua non potabile, perché deve passare da lì, poi va al depuratore, poi viene non si comprende molto bene. Però sono tutte voci che, se uno ha la pazienza di andare presso il comune di residenza e chiedere la copia non di tutto, diciamo, lo statuto comunale, ma della parte relativa ai tributi, scoprirà tutta la spiegazione delle voci che compongono questa fattura di consumo e questa richiesta di pagamento, dove ci sono le tariffe, c'è anche spiegato il perché e lì si va a vedere se poi c'è qualche irregolarità seria, per cui se pagate la depurazione e il comune vostro non già la depurazione ma si depura in un depuratore consortile, lì praticamente non vi possono fare 2 volte la sommatoria della depurazione, però sono tutte cose che bisogna andare a vedere. Comune per comune poi, insomma. Comune per comune e accertare. Quindi questo, capisco la perplessità, però è molto, diciamo, non complicato, ci sono molti passaggi prima che l'acqua arrivi al rubinetto, ecco, l'acqua potabile. Quindi bisognerebbe andare a vedere comune ma per almeno che fosse potabile, perché per bene la dobbiamo comprare. No, Acque Potabile è quella società che vi stavo dicendo prima, che naturalmente è quella che ha la gestione. Certo, quindi... Però bisogna andare a vedere, perché moltissimi che non hanno una fonte devono acquistare l'acqua. Quest'acqua stranamente come arriva deve essere depurata, quindi ci arriva non potabile e non la paghiamo per potabile. Ci sono tante, diciamo, ecco, un po' di punti interrogativi. Però la signora ha ragione su una cosa, non solo in questo caso per l'acqua, ma io dico, l'ho sempre detto, avvocato, per tutte le bollette che ci arrivano avremmo bisogno di un consulente a casa per leggere tutte le voci. Ma acqua, luce, gas, telefono, ci sono delle voci che veramente bisogna... Sì, non si capiscono, una persona che non è competente non si capisce queste cose. Perché c'è il rimando sempre ad articolati di leggi, di regolamenti, che praticamente è impossibile per l'utente finale andare a fare una ricerca, perché a parte che poi bisogna fare bene gli agganci. Una nuova figura professionale, il consulente per le bollette. Il consulente per le bollette, certo. Ma Vibo dove potremmo andare per farcele spiegare? È un'associazione di consumatori, signora, si rivolga... E c'è a Vibo un'associazione di consumatori? Ma sono su tutto il territorio nazionale, certamente. Certamente. Io devo andare però in pubblicità, signora. E su quale voce devo trovarla?
Associazioni consumatori, sicuramente trova. Sì, sull'elenco sicuramente c'è. Tipo non facciamo pubblicità, però qualunque... Ce ne sono tante, ce ne sono tutte tante. validissime. O un'associazione di cittadini che hanno lo stesso problema vostro, eccetera, eccetera, insomma. Signora, io la devo salutare perché devo andare Vabbè, in la ringrazio gentilissima. Senta, le voglio dire che non si vede bene il televisore, E adesso... né si sente oggi e né si vede. Lo facciamo presente chiaramente ai nostri validissimi tecnici. Anzi, grazie che avete telefonato Grazie. senza vederci. Grazie. Forse probabilmente c'è un po' di problema. Sì, grazie alla signora che anche senza Certo. vederci ha telefonato. Benissimo. Grazie signora, devo dare la linea alla regia, rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio, intanto stanno arrivando un po' di messaggi su WhatsApp e c'è chiaramente la richiesta per quanto riguarda l'invalidità civile al 100%, quindi la scorsa settimana ci aveva già chiamato il signor Francesco che ha detto è andato in questi giorni in 3 CAF diversi e gli hanno detto che lui non ha diritto. Ci ricorda che è invalido civile al 100%, coniugato, la moglie non lavora, un CUD di 10.400 euro, quindi chiedeva se avesse diritto all'aumento dell'invalidità civile. Allora, noi la scorsa settimana avevamo detto sì, è andato in 3 CAF diversi e gli hanno detto no, lei non ha diritto. Allora, reddito 10.400, 2 persone, lui invalido al 100%, qual è la legge, avvocato? Sì, la risposta che abbiamo dato anche la scorsa settimana è praticamente questa, naturalmente, il beneficio che rispetta, le leggo testualmente la circolare dell'INPS e la legge 448 del 2001, si rifà alla nota sentenza della Corte Costituzionale che è la numero 52 del 2020 che ha raddoppiato in pratica l'assegno di invalidità e il decreto legge 14 agosto 2020 numero 104. Che cosa prevede i requisiti reddituali? Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a euro 8.469,63 euro che sale a 14.447,42 euro cumulato con il coniuge nel caso in cui il soggetto sia coniugati. Quindi qui abbiamo 10.400. E qui ce l'abbiamo, però deriva dal CUD. Adesso vediamo la valutazione che fanno. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Ecco perché il CUD ci dice qualcosa, però ci sono queste altre voci che devono essere valutate. Certo, se ci sono altri redditi, chiaramente... Perché altrimenti anche questa disposizione di legge avrebbe detto 8.400 il singolo, 14.400 il coniugato. Siccome ha fatto anche questa specificazione, quindi è andata a 2 CAF, a 3. 3 CAF, sì. Vada a un altro, però si faccia anche spiegare il perché non gliela danno. Legge dice, perché la legge dice questo e la legge la hanno tutti quanti, però se ci sono dei redditi che sono assoggettabili a IRPEF e quindi fanno, diciamo, vi fanno andare oltre soglia, fatevi perlomeno spiegare perché, diciamo, questo beneficio non vi viene dato. Ma quindi fatevelo spiegare, perché molto probabilmente se ci sono redditi assoggettabili a IRPEF o a tassazione corrente o a tassazione separata, naturalmente non lo possiamo sapere. Ma ovviamente, ecco. Ci fidiamo di quello che ci dicono i nostri telespettatori. No, ma non c'è dubbio, ma anche per specificare, perché può darsi anche che dalla risposta che riceverà il telespettatore, può darsi pure che sbagliano a valutare secondo la legge un requisito i CAF, perché sappiamo benissimo che i CAF hanno dei programmi, quindi al variare di una norma di legge, se non cambiano i programmi, sempre inseriscono i dati e quella cifra esce. Ma può anche essere che hanno ragione e spiegheranno al telespettatore il perché
sfora questo limite di reddito. Ecco, dovrebbe superare i 14.000 euro, Esatto, in quanto, esatto. ecco, questo. Quindi abbiamo dato la risposta in base alla disposizione normativa. Chiaramente poi il signor Francesco può sempre chiamare in diretta, noi siamo qui ogni giovedì. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Niente, allora, pronto? No, è caduta la linea. Io volevo chiedere invece a Mariella Ippolito, la scorsa settimana abbiamo parlato, no, del Riparti Calabria, insomma 43.000 domande, giusto, erano state presentate. A quanto pare c'è la copertura finanziaria e noi stiamo ricevendo adesso parecchie telefonate, email di persone che hanno partecipato, no, a questo Riparti Calabria e vogliono sapere ma quando arriveranno questi soldi, come si fa a sapere se la domanda è stata accettata oppure respinta? Abbiamo notizie in merito? Graduatoria per quanto riguarda le domande del Riapri Calabria e già inizio settimana prossima inizieranno i primi a fare i primi pagamenti. Quindi considerando che sono giunte 43.000 domande e la settimana prossima diciamo, cominciano a fare i pagamenti, poi naturalmente non sappiamo se termineranno prima di Natale oppure se ci sarà buona parte che riceverà i soldi prima di Natale e poi anche continuerà una seconda parte, quindi subito dopo. Comunque in ogni caso già cominciano le prime erogazioni, poi naturalmente i criteri che vengono adoperati, questo naturalmente non c'è stato comunicato, quindi a parte oggi le graduatorie, quindi da subito, quindi da lunedì già cominciano ad erogare i primi importi. Certo, vedremo poi la prossima settimana, insomma, quante persone avranno ricevuto, no, queste erogazioni. Esatto. Ecco, che avremo sicuramente, diciamo, delle stime iniziali e quindi potremmo più o meno ragionare sulla tempistica diciamo, di copertura nel complessivo. Certo. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? 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 Eccoci, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Mileto. Benvenuta intanto, prego. Grazie, vorrei parlare con l'avvocato. Eccolo. Grazie, buonasera avvocato. Buonasera. Io volevo una spiegazione. Allora, mio marito prende la pensione di vecchiaia, c'ha l'accompagno, lui è invalido 100%, prende solo l'accompagno però lui. Il CAS mi ha fatto fare la ricostituzione per aumentare, che hanno aumentato le pensioni di invalidità. Questa pensione di invalidità la prende o non la prende lui? L'aumento? Allora, sì, naturalmente per avere l'indennità di accompagnamento è invalido al 100%. C'ha l'aggravante articolo 3,3 della legge 104 per cui è in stato di handicap, per cui ovviamente prende l'aumento stabilito dalla legge, come l'abbiamo descritto prima. Se era al minimo prende quasi il doppio, arriva fino a 6,51. E non la prende, avvocato mio, perché io ho fatto la ricostituzione, è passato un mese, lui ha preso l'accompagno di 520 euro, come gliela davano sempre, allora, però non gli hanno aumentato niente. Allora, il pagamento con data retroattiva a luglio 2020, quindi si percepiscono anche gli arretrati, il pagamento avverrà sicuramente perché la circolare INPS indicava novembre-dicembre, quindi diciamo adesso è iniziato dicembre, per cui questa era la tempistica con cui venivano corrisposte queste somme, per cui siamo all'inizio di dicembre, speriamo che non ci siano ulteriori ritardi, diciamo, ecco. Però questo è. Sì, però dovrebbe prenderla lui, pure con l'accompagno? Non c'è, allora, l'indennità di accompagnamento non c'entra nulla. Rimane quella. L'indennità di accompagnamento ai fini che stiamo dicendo degli invalidi
invalidi civili al 100%, fate finta che non esista, perché non c'entra assolutamente nulla. La si prende indipendentemente dall'indennità di accompagnamento. Ah, ecco, capito. Perché lui è sposato un po' avvocato. Non fa reddito, ci mancherebbe, altrimenti uno... Certo. Ecco, perché infatti lui il reddito non supera i 5.000 euro all'anno. Ma vi sto dicendo questo, perciò vi sto dicendo. Bisogna, siccome è a tappeto tutti i percettori di pensione di invalidità al 100% naturalmente, fra novembre e dicembre, quindi diciamo il mese di dicembre, percepiranno questo aumento. Quindi vedremo anche nei prossimi giorni, certo, signora. certo, ma questo dovrebbe andare in automatico. Certo, diciamo, quindi va in automatico. Va bene, grazie avvocato. Grazie a lei. Signora, c'è un'altra domanda per l'avvocato che ci arriva sul nostro numero WhatsApp. Un signore di Vibo Valentia dice: possiedo dei terreni rimboschiti appunto nella provincia di Vibo Valentia che non mi danno nessun reddito. Ci chiede perché deve pagare il consorzio di bonifica? Allora, voi non siete obbligato a pagare la quota consortile al consorzio di bonifica, perché l'annuale diciamo, richiesta di pagamento, fattura che vi arriva, richiesta di pagamento per il canone consortile, bisogna impugnarlo davanti alla commissione tributaria competente per territorio. Questo per quale motivo? Perché queste sono vecchie norme del dopoguerra, che ancora persistono, e praticamente è dovuto il canone consortile laddove il consorzio di bonifica ha effettuato materialmente, cioè la cura del territorio. Sappiamo benissimo che non solo vi sono vasti territori in cui il consorzio di bonifica competente per territorio molto probabilmente non sa nemmeno dell'esistenza di questi terreni, ma addirittura nel corso degli anni, dal dopoguerra ad oggi, delle zone che prima erano praticamente cioè, veramente terreno agricolo, adesso sono totalmente urbanizzate, ci sono dei palazzi di sopra, per cui è veramente paradossale che anche lì chiedano diciamo, i contributi consortitivi, per cui vi ripeto, ci sono molte zone in Calabria che prima erano acquitrinose, avevano bisogno che l'acqua fosse drenata per evitare diciamo, il dissesto idrogeologico. Apro una parentesi, non ce ne accorgiamo tutti perché a ogni evento meteorico di una certa importanza sembra che opere per drenare il terreno non ce ne siano proprio, ma comunque lasciamo perdere che poi è una polemica ulteriore, non è questa la sede. È una telespettatrice questa di Vibo, dice: io preservo anche l'ambiente perché non faccio tagliare gli alberi, quindi dovrei essere pagata io. Cioè, chiaramente... Che è premiale questo, esattamente quello che dovrebbe fare il consorzio, per cui se il telespettatore non vuole pagare, diciamo, questo ha buone armi per fare annullare, ecco. Ma comunque è impugnato, insomma. Va impugnato sempre in commissione tributaria. Quindi non bisogna strapparlo, ecco. Mai, qualunque cosa, qualunque avviso di pagamento, qualsiasi cosa non bisogna mai metterla nel cassetto, perché poi ci troviamo Agenzia delle Entrate e Riscossioni che viene a pignorare qualcosa. Quindi, non in questo periodo che c'è il Covid, però diciamo... Non bisogna insomma dimenticarli nel cassetto, pure se uno ha ragione, come nel caso della signora in questo, insomma, però bisogna far valere le proprie ragioni. Sì, ma ripeto, fino a quando ci sono paludi che sono bonificate e allora lì va pagato perché c'è l'opera, diciamo, ecco, meritoria dei consorzi, laddove non sanno nemmeno, non hanno mai visto nessuno veramente. Insomma, ed è motivo di impugnazione naturalmente. Salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera, senta, io volevo fare una domanda all'avvocato. Certo, prego. Allora, mi è arrivata una lettera dall'INPS pedita il 6 novembre che vi dovevo dare 799 euro. Perché deve dare questi soldi?
Non lo so, poi me ne è arrivata un'altra. No, sicuramente perché l'INPS vi dice... Che dovevano mandare il 2. No, che avete preso soldi invece di mandarmi quello del 2, mi hanno mandato il 6 e poi mi hanno mandato il 2. Allora, vi arriva questa lettera, deve dare Sì. 700... Sì, ma 39, sì, 739 euro all'invito, ma dicendo sicuramente... che io l'ho avuto in più da luglio a novembre. Perfetto. Io non li ho avuti questi soldi, però quando sono andato adesso a pagarmi la pensione di invalidità, diciamo a dicembre, ho trovato questi soldi. Però loro mi chiedono fino a novembre, ma quella di dicembre, io l'ho trovata su quella di dicembre, che devo fare? Li devo dare o no? No, loro ve li hanno imputati in uno spazio temporale e quindi bisogna andare a vedere se in quello spazio temporale voi avete avuto quei soldi o meno. Semplicemente questo. Se non li avete avuti, intanto si annulla quella richiesta di rimborso. Per dicembre vi dovete andare a vedere, perché c'è una specifica dei soldi che vi sono arrivati, a che titolo sono imputati, che magari erano degli arretrati che veramente vi spettavano, certo. Per cui... Gli arretrati mi avevano detto che era dal mese di luglio a novembre. No, che... sì, ho capito. Che voi avreste percepito indebitamente, voi mi dite che non le avete percepite, adesso vi trovate delle somme in più però e state dicendo che cosa devo fare delle somme? Mi dovreste dire nella specifica queste somme in più allora, a sì. che titolo sono andate, per cui se è quello il titolo e non vi spettano... Avvocato, questo l'ho capito. Ve ne voglio dire un'altra. Io ho fatto... Allora, se può abbassare il volume vi del volevo televisore. dire che io ho fatto il ritratto conto, perché mi arriva in banca, dal mese di gennaio fino a novembre, non è cambiato nulla sulla pensione, 8,17 e 8,17, non è cambiato nulla. Per questo, insomma, diceva l'avvocato che deve comunque farsi seguire, aiutare, insomma, da un patronato, giusto? Sono stato da un patronato, sì. Ma non ci hanno capito niente. Andiamo bene, però. Andiamo bene. Cioè, parte la battuta, insomma, però se lei non ha ricevuto queste somme, che cosa deve restituire? Guardate, vi faccio dare un ausilio dalla dottoressa Ippolito su questo, perché lei fa anche consulenza per quanto riguarda consulenza del lavoro e anche a pensionati, perché sicuramente a parte il CAF fanno tutto gratuitamente lo stesso. Anche la Confile. Certo, quindi. per cui se è in linea, Eccola, se è con noi... La vedo. Sì. Allora, dovremmo però naturalmente vedere bene la documentazione, perché sulla base di quello che poi ci viene raccontato, così anche telefonicamente non possiamo prendere per buono tutto quello che viene detto, anche perché mi capita molte volte di gestire dei casi di clienti, di assistiti che vengono dicendo che magari hanno diritto ad avere determinati benefici, che magari non hanno niente, poi magari facendo una valutazione ci rendiamo conto che magari sono proprietari di beni immobili oppure percepiscono fitti perché magari hanno beni immobili fittati e quindi hanno delle rendite. Quindi bisogna comunque valutare sempre la documentazione integrale in possesso di ogni contribuente, quindi detto così poi alla fine non possiamo fare una valutazione giusta e corretta. Quindi rimango a disposizione assolutamente per una consulenza, però dobbiamo sempre verificare per bene la documentazione. Certo, è chiaro. Allora di questo non c'è niente, di tutto quello che lei ha detto io non ho niente. Ve la fate fare dall'INPS, vi fate fare un accesso agli atti. Se non avete possibilità di farlo da casa ed è difficoltoso recarvi presso la sede INPS, questa richiesta si può fare online e la dovete fare a un intermediario che sono CAF, patronati, consulenti come la nostra ospite, e sono gli intermediari che possono acquisire queste informazioni cartacee.
però dovete averlo perché altrimenti vi arrivano somme, non sapete nemmeno a che cosa sono imputate. L'INPS prima di chiedervi qualcosa vi deve naturalmente dare anche la possibilità di andare a leggere il perché me lo chiedi, perché eventualmente se me le chiedi illegittimamente io naturalmente mi oppongo e poi c'è tutta una trafila. Beh, è chiaro, quindi questa è la strada, come no? Io la ringrazio per aver telefonato, chiaramente. Sì, per avere il numero della consulente. Dopo la trasmissione in privato poi la metteremo in contatto con la dottoressa. Devo ritelefonare? Telefono io? Sì, può chiamare allo stesso numero subito dopo la diretta. Ok, vi ringrazio, sempre gentilissima perché seguo sempre ed è bravissimo, ecco perché. Grazie a lei. Grazie a lei, chiaramente che ci segue con tanto affetto. Abbiamo un'altra richiesta che ci arriva sul nostro numero WhatsApp. Con 33 anni di contributi e 60 di età potrei accedere alla pensione? Sono una docente di scuola superiore, quindi 33 anni di contributi e 60 anni di età. Bisogna vedere se c'è qualche norma che praticamente le premiale, soprattutto perché anche, non so se rientra nell'opzione donna, perché l'opzione donna, come sappiamo, anche se non raggiunge la famosa quota 100, ed è giovane come età, però ha molti contributi, non raggiunge quota 100, però deve verificare presso CAF, patronato, se con opzione donna mi pare che c'è un beneficio di 5 anni. Quindi può andare prima andando a rinunciare qualcosa sulla pensione, però deve andarla a verificare, simulazione, quindi esattamente, senza affrettarsi a fare domande, ecco, di messa a riposo, ecco, dal lavoro, per cui sicuramente però deve passare prima. C'è il sindacato della scuola che è molto attivo, per cui le consiglio di fare un passaggio, perché sicuramente ci sono delle norme premiali. La telespettatrice è donna e ci sono anche delle premialità per il fatto di essere, ecco, c'è queste opzioni. Quindi visto che lavora a scuola una docente, sindacato scuola, quindi è la cosa migliore. Sì, e per andare a fare soprattutto una simulazione e vedere se si applica e per gli anni che le mancano, perché mi pare che alla signora mancherebbero 7 anni. 7 anni, sì. E quindi bisogna vedere poi 5, se conviene, quindi forse dovrebbe fare questa simulazione. Probabilmente dovrà lavorare, se è applicabile opzione donna per la telespettatrice, altri 2 anni li deve fare. Bene, noi ci dobbiamo fermare pochi istanti, torneremo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, ultima parte di questo spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Abbiamo un po' di telefonate in coda e un po' di messaggi a cui rispondere. Intanto, sempre per l'avvocato, riguardo alla maggiorazione sociale per invalidi al 100%, nel reddito da dimostrare rientra anche la pensione di invalidità oltre ai redditi dichiarati nella dichiarazione unico? Certo. Quindi risposta Quindi secca. tutti i redditi concorrono, lo abbiamo già detto prima. È ovvio. Mariella Ippolito invece, per quanto riguarda il decreto ristori quater, ci sono insomma una serie di misure, una serie di passaggi, tra questi anche la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, ritenute e IVA di dicembre. È così, quindi come funziona? Allora, esattamente, diciamo che nel ristori quater ci sono proroghe per quanto riguarda, è prevista la proroga per quanto riguarda i contributi previdenziali, che naturalmente bisogna avere determinati requisiti però, perché per quanto riguarda i contributi è slittato 16 marzo 2021 per tutte quelle imprese che hanno un fatturato che non supera i 50 milioni di euro e che abbiano avuto un calo del fatturato a novembre 2020 del 33,33 rispetto a novembre del 2019. Perfetto. Poi per quanto riguarda i contributi, poi abbiamo invece, sono slittata anche
i pagamenti per quanto riguarda le imposte IRES, IRAP e IRPEF, che dal 30 novembre sono slittati i pagamenti al 10 dicembre, e poi c'è stata anche una proroga per quanto riguarda i pagamenti di tutti i contribuenti che avevano rateizzazioni, rottamazione e saldo straccio. In ogni caso, praticamente queste scadenze che erano previste per il 10 di dicembre, che erano state già oggetto sospensioni e proroghe, sono slittate praticamente al 31 di marzo 2021. Quindi un po' di respiro. Esatto. Cioè, parliamo di sospensioni, certo, naturalmente, non parliamo di abolizione, ecco, è un po' diverso. Per quanto invece riguarda l'IMU, non so se posso completare. Certo, certo. Per quanto invece riguarda l'IMU, c'è stata invece anche l'abolizione della seconda unica rata per tutte quelle imprese che praticamente sono stati oggetto di chiusura praticamente nel decreto precedente, per cui si parla anche di abolizione. Questo. Certo, questo è importante, questi sono passaggi, poi specificare quando si parla di sospensione oppure abolizione, perché magari qualcuno potrebbe confondere. Perché la sospensione poi sappiamo certo, che prima o poi bisogna pagare e diciamo che attualmente parliamo di fine marzo 2021, dove poi praticamente l'ultima proroga, che poi tutto quello che c'era da pagare prima dovrà essere pagato. Voglio ricordare che naturalmente l'anno in corso, tranne che per i dipendenti pubblici, ma gli autonomi e le partite IVA, naturalmente sappiamo che chi è rimasto fermo per quasi un anno non è che nel giro di una notte praticamente si riprende l'attività, dovrà essere previsto, ritengo che si prevederà, praticamente un avviamento delle attività commerciali, perché praticamente è inutile che se la pandemia, speriamo di no, dovesse mantenere con questa aggressività e quindi con la chiusura e con il rallentamento dell'economia fino a marzo 2021, è ovvio che non si può pretendere che poi lì tutte le scadenze fiscali vengano onorate, perché sarebbe ovviamente sarebbe assolutamente, oggettivamente impossibile. Salutiamo chi è in linea intanto. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuta intanto. Grazie e ben trovati. Prego. Volevo fare una domanda all'avvocato, forse più che all'altra dottoressa, come si chiama, Ippolito. Mi ricollego al signore precedente che ha avuto una richiesta dall'INPS. A me è successa la stessa cosa. Praticamente avevo una pensione di invalidità dal 2019. Adesso il 2020 a settembre ho avuto la pensione contributiva che mi è stata tramutata. Adesso l'INPS mi ha richiesto i 9 mesi da gennaio a settembre di invalidità di 286 euro, dicendo che sono stata proprio stamattina a parlare con un consulente lì, che ho superato il reddito annuale, mentre non è vero, perché io oltre alla pensione avevo solo una pensione estera di 150 euro e non supera i 4.800 euro. Però loro insistono nel dire che tengono conto del 2020 più 6 mesi del 2019, che hanno una normativa interna, praticamente guardano 18 mesi di reddito. Volevo sapere se voi siete a conoscenza di questo, se è vero. Sì, la normativa interna non ha assolutamente nessuna rilevanza. Voi sulla base di queste carte, perché per fortuna siete informata, sulla base di questo carteggio che avete, di questa documentazione, si deve impugnare questa richiesta di pagamento da parte dell'INPS, per cui anche a voi consiglio di rivolgervi, diciamo, a uno di questi enti che sono sul territorio. Quindi impugnare, CAF, insomma, patronato, sì, impugnare, perché è vero, se la signora, come dice, sono questi soltanto i redditi, ovviamente non sfora, ecco, il limite per cui... Cioè con il marito, ma mi hanno detto che contano i redditi suoi, no? Vengono accumulati col marito. E poi c'è la norma generale che ricordiamo a tutti quanti, perché ormai le sentenze
sono a iosa, che senza che il contribuente o il percepiente, chi ha ricevuto queste indennità, non abbia nulla nascosto all'ente previdenziale, se l'ente previdenziale sbaglia a erogare, non sono ripetibili le somme. Ecco, questo Ma questo è ovvio, ma questo è ovvio. Chi sbaglia non paga e fa pagare, quindi, altrimenti... ecco, quindi che dei regolamenti interni, ognuno c'è il regolamento, a casa sua ognuno c'è un regolamento, però bisogna vedere quello che fa legge, quello che stabilisce i rapporti tra le parti, per cui le consiglio, come ripeto, di rivolgervi CAF, patronate e quant'altro. Non me ne parlate, ne ho già 2, ma ogni impiegato dello stesso CAF ti dice una cosa diversa. Mi hanno fatto parlare con un legale, mi hanno detto fate una ricostituzione che dovreste risolverla, ma non penso proprio. E rivolgetevi a un consulente, quindi non, ecco, diciamo che più sono sul pezzo, diciamo, come si suol dire. Questo cercavo io, più un consulente che sia più esperto nella materia previdenziale. Seguite quello che vi ho detto, perché così è. Quindi giustamente non possono sono da impugnare pagare. Queste richieste di pagamento, certo. Va bene, già mi avete dato una buona notizia. Fate vedere le carte, naturalmente, sì, mi raccomando, perché le risposte io le do in base a quello che mi dite. Sì, senz'altro, non è che ci mettiamo a fare ricotto. No, io in base a quello che mi dite io vi rispondo, però diciamo, senza vedere le carte, signora, perché poi insomma il consulente vedrà alle poi carte la eccetera eccetera, poi magari sì, a chi dei due potrei rivolgermi, all'avvocato Rodigliero o alla dottoressa Ippolito, che è più esperto in materia? L'avvocato Rodigliero assolutamente no, perché chiaramente non ricevo nessuno. Certo, questo è importante sottolinearlo. Ovviamente. No, anche in privato, dicevo. No, ma proprio privato mai, proprio assolutamente mai fatto e non lo farò mai. E vi stavo dicendo, quello che le carte, soprattutto quelle di carattere previdenziale, è meglio sempre che le legga un tecnico, perché voi, come chiunque altro cittadino che non è un avvocato, praticamente legge, però è sempre meglio che un tecnico legga le carte che sono arrivate, perché magari abbiamo una preparazione più specifica per andare a vedere delle norme di legge che, ecco, magari non tutti i cittadini riescono a percepire. Per questo motivo vi ho detto non si può prescindere dall'andare a verificare le carte. Fermo restando poi che non è solo il caso della signora, io intanto la ringrazio per aver telefonato, o il signore di prima, cioè se uno non ha nascosto nulla, non ha chiesto niente all'ente previdenziale, ci sono sentenze, ma ci sono tantissime sentenze ormai, per cui le norme interne, vi ripeto, ognuno a casa sua si fa le norme che vuole, però ci sono le sentenze, quando l'ente, senza che ci sia concorso di chi ne ha beneficiato, cioè se uno nasconde i redditi, se i pensionati pubblici il modello RED non lo presentano ogni anno e quant'altro, no? Se nulla si nasconde e vengono date delle somme in più, non si può, non sono ripetibili, ma questo è un principio sacrosanto. Poi perché si va non a vedere è che chi poi... ha sbagliato a dare quelle somme, ma non è che il pensionato può andare a vedere perché mi hai dato 50 euro in più, assolutamente no. È chiaro, è chiaro. Signora, io la ringrazio per aver telefonato, devo fare una domanda all'avvocato perché noi ogni settimana riceviamo grazie a voi, buona serata. Riceviamo queste lamentele da parte di persone che non ricevono la posta. Purtroppo capiamo il periodo della pandemia, capiamo insomma che ci sono delle difficoltà, ma in alcuni comuni della Calabria, in questo caso dell'Interland Cosentino, ci stanno arrivando molte segnalazioni. Le bollette, perché purtroppo ormai le lettere d'amore non viaggiano più con la posta, viaggiano semplicemente le bollette da pagare, arrivano in ritardo oppure addirittura non arrivano in alcuni casi. Quindi il problema del recapito della corrispondenza, che soprattutto per le persone più anziane, magari che
non fanno magari l'addebito della bolletta sul conto corrente postale oppure in banca, oppure non vanno online, no, per pagare le bollette, aspettano il cartaceo per pagare luce, gas, telefono e quant'altro, però spesso queste bollette si perdono. Cosa bisogna fare? Perché stiamo ricevendo tante incominciamo a dire che sia il pagamento tramite internet e sia anche far pervenire le bollette sulla email, c'è una vasta fascia di popolazione che non ha accesso, diciamo, a questa tecnologia, oppure non vuole averla, anche perché i gestori, quindi telefono, luce, gas, eccetera, eccetera, sono loro che danno questa opzione di ricevere, diciamo, i pagamenti, le fatture a mezzo stampa e quindi con la classica busta. Per cui, diciamo, noi paghiamo per questo servizio. Laddove non arriva, io consiglio sempre, perché si deve chiedere a Poste quando è stato postalizzato la bolletta del telefono oppure dell'Enel, e quindi Poste deve dare la risposta, in modo che la mora la paga Poste Italiane, non la paga sicuramente il contribuente, cioè l'utente finale. Quello che consiglio sempre, il disservizio postale non è che va solamente a una famiglia perché è antipatica, è sempre un quartiere o un comune. Quindi io consiglio sempre di fare un qualcosa di corale, perché naturalmente non è soltanto la telespettatrice o il telespettatore, è un problema comune in molti, diciamo, centri delle cinture dei centri urbani più grossi, e quindi lì fare coralmente, si raccolgono tutte quante le firme di queste persone e praticamente una volta per tutte, insomma, facendo a Poste Italiane, istanza d'accesso, la postalizzazione di quel servizio quando è avvenuta, devono rispondere, e da lì tutte le more se le pagano loro. Quindi finito il discorso, però così è. Certo, poi sarà compito di Poste perché purtroppo così è, nel senso che, a parte la mora, però se non arriva proprio la bolletta per un paio di mesi o 3, le persone si vedono depotenziato la corrente elettrica, staccato il servizio telefonico, con tutte le conseguenze gravi che ci sono, soprattutto in questo anno maledetto, e quindi possono portare anche danni da afflizione che sono valutati dal giudice comunque. Certo, quindi insomma queste persone che si trovano a vivere queste situazioni di disagio, purtroppo, quindi è meglio unirsi, no? Unirsi, telefonate a un'associazione di consumatori, però poi unitevi, nel senso che magari, siccome sono corali, ripeto, il postino non è che va a casa di uno che non gli è antipatico, esclude interi quartieri, ecco, perché c'è carenza, hanno chiuso tutte ecco, hanno chiuso molte filiali, eccetera, eccetera, per cui non è presente sul territorio in modo capillare come qualche decennio fa. Noi comunque siamo qui, no? Sempre a disposizione sia degli utenti ma anche di chi eroga il servizio, quindi noi anche in diretta gradiremmo magari una spiegazione, no? Perché siamo qua, come siamo sempre qui come ogni settimana, perché è giusto, no? Spiegare agli utenti perché succedono queste cose. Libera voce anche ai gestori di servizi pubblici o privati, come no? Noi, ripeto, siamo sempre qui. Torniamo invece sul decreto ristori quater, perché ci sono anche dei soldi alle associazioni sportive e ai lavoratori sportivi, vero Mariella Ippolito? Esattamente, praticamente allargato la EA riceverà naturalmente dei perduti, abbiamo degli agenti di commercio, dei rappresentanti di tantissimi settori, anche se ne sono rimasti, anche per quanto riguarda questa categoria, ci sono degli esclusi, per cui si amplia la gamma, però diciamo non tutti gli agenti ci sono. Naturalmente bisogna sempre controllare i codici, perché se parliamo di tutti gli agenti di commercio non è corretto, perché ce ne sono alcuni esclusi, quindi bisogna sempre valutare
il caso singolarmente. In più ci sono delle indennità che si quantificano in 1.000 euro, la cosiddetta indennità onnicomprensiva, che è rivolta a tutti i lavoratori stagionali del settore turismo, balneare, termale, praticamente chi naturalmente ha avuto contatti anche per quanto riguarda gli sportivi e i lavoratori intermitenti che hanno questa tipologia di contratto, venditori a domicilio e naturalmente questo. Allora io un attimo le interrompo anche perché abbiamo un po' di problemi col collegamento con Mariella Ippolito. Prego i nostri splendidi tecnici magari di risolvere questo problema. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento, la telefonata. Pronto? 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 Eccoci, da dove chiama? Da Catanzaro. Benvenuto intanto, prego. Buonasera, una domanda all'avvocato vorrei fare. Prego. 7 sono. Allora, io 2 anni fa ho fatto domanda e siccome ho compiuto i 69 anni, adesso 60? ne avevo 67, all'INPS per l'assegno, diciamo, di vecchiaia, la domanda, però mi è stata rifiutata dall'INPS, siccome sono separato, dicendo che io dovevo chiedere il contributo a mia moglie, lei mi doveva dare un contributo e quindi l'INPS non mi può dare nulla. Ma voi Come siete mai? legalmente separato? Sì. E quindi non vedo, c'era molta sproporzione fra il suo reddito e quello di sua moglie? Allora, se ci può ascoltare attraverso la cornetta del telefono, perché si abbassa il volume del televisore, altrimenti non riusciamo. Ecco, se ci ascolta attraverso la cornetta del telefono e abbassa un po' il volume del televisore, altrimenti abbiamo un po' di problemi. Vabbè, è chiara la domanda. Allora, il regolamento di interessi fra coniugi è naturalmente sacramentato da una separazione, indipendentemente se è giudiziale o meno, consensuale o giudiziale, quindi vi siete separato legalmente, per cui il regolamento dei rapporti economici fra i coniugi è assolutamente indipendente, nel senso che voi comunque non avete reddito, per cui avete i requisiti per, diciamo, ottenere i benefici che vi vengono dati per il raggiungimento di età anagrafica utile a percepire questo, diciamo, la pensione. Il problema che in modo malamente l'impiegato presso cui vi siete rivolto vi ha riferito qual è? Che è vero che tutti i prossimi congiunti, cioè se voi vi trovate in situazioni di precarie situazioni economiche, potete richiedere il mantenimento, sussistendone i requisiti, alla vostra, perché voi non siete, diciamo, divorziati, non sono cessati, e nemmeno in quel caso cessati proprio tutto ciò che civilmente vi univa in virtù del rapporto di coniugio. E quindi a vostra moglie potreste chiedere il cosiddetto mantenimento se sono peggiorate le situazioni, e naturalmente bisogna andare a vedere anche lì che al momento della separazione se la vostra situazione di nulla tenenza era ed è, perché se sono mutate le condizioni, mentre se invece quel regolamento economico ad oggi è rimasto immutato, lì è un'altra fattispecie, perché certo, se nulla avete, quando cristallizzi un qualcosa, la legge dice che quando mutano le condizioni di uno e dell'altro coniuge può, in questo caso. Quello che vi consiglio io comunque è di, se c'è qualche cosa che ve l'hanno rigettato per iscritto, che bisogna impugnare,
Quindi anche per voi, se vi hanno mandato qualche carta a richiesta, che l'ente previdenziale naturalmente a richiesta vi ha mandato una lettera di rigetto, portata alla CAF o patronato perché va impugnata. Se invece ve l'ha detto solamente un CAF o un patronato, cambiate CAF o patronato. Perfetto. Non so se voleva chiedere qualcos'altro oppure va bene così. Pronto? No, non è più in linea. Intanto abbiamo ancora domande per il nostro avvocato. Ci scrive: un pensionato in invalidità civile, con indennità più la pensione, ci dice non supera i redditi stabiliti dalla legge, ma ad oggi non ha ancora ricevuto l'aumento previsto. C'è tutto dicembre, perché ripeto, nelle mensilità di novembre e dicembre si devono ricevere con naturalmente il conguaglio a partire da luglio 2020. Quindi lo ripetiamo che è in automatico? È in automatico, se poi non vi dovesse arrivare, come spesso può accadere in milioni di pratiche, ci può essere qualche irregolarità, qualche cosa che comunque poi va chiarito naturalmente in sede o di CAF o di patronato o direttamente con l'INPS, no, va chiarito, si entra nel cassetto previdenziale del telespettatore, per cui si va a vedere di che cosa stiamo parlando e il perché ancora non è arrivata. Quindi insomma siamo nei tempi ancora. Siamo nei tempi naturalmente, certo. Bisogna avere un po' di pazienza per questo, sì. E quindi è importante, perché sono delle somme importanti, perché noi parliamo di pensioni al minimo. Le pensioni al minimo vengono raddoppiate e soprattutto c'è questo conguaglio da luglio 2020 ad adesso, per cui sono delle somme, insomma. Il panettone e le lenticchie assicurato sono, diciamo, ecco. Quindi, vabbè, sono... Se arrivano prima di Natale, come no? Certo, altrimenti poi bisognerà aspettare. Altrimenti poi come bisogna aspettare e ripeto che poi faremo magari un webinar apposta, perché tutti i pensionati comunque devono, o chi ha un po' di manualità, avere lo SPID, avere comunque il cassetto previdenziale, perché molte risposte si trovano direttamente nel proprio cassetto previdenziale, così come nel proprio cassetto presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e quindi tutto che riguarda tributi, tasse, tutta la nostra situazione nei confronti dell'erario si può vedere nel nostro cassetto, e quindi sono tutte delle ausili che praticamente, ecco, abbiamo una finestra. Ecco, magari prossima settimana spiegheremo un po' come fare, no? Magari se uno non ha dimestichezza con l'online, con internet, si può fare aiutare magari da un figlio, da un nipote. Sì, tanto i ragazzi oggi sono bravissimi. Noi ci dobbiamo fermare. Io ringrazio Mariella Ippolito, come sempre, per i preziosi consigli. A voi. Grazie e buon lavoro. Poi torneremo a collegarci con lei anche la prossima settimana, perché di giorno in giorno ci sono delle novità e quindi noi le dobbiamo dare chiaramente ai nostri telespettatori, insieme sempre al nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, che ringrazio come sempre per i preziosi consigli. Anche con lei prossima settimana, e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.